La laguna di Venezia ha un tesoro archeologico tutto da scoprire, la esplora un'associazione dedicata alla perlustrazione subacquea dei fondali. Giorgio Bonomi. Tesori nascosti sul fondo della laguna di Venezia, testimonianze dei popoli che hanno abitato questa zona fin dall'antichità. Sono quelli che ricerca l'Associazione di Archeologia Marina Marve, impegnata nell'esplorazione sostenibile del patrimonio archeologico subacqueo veneziano, attraverso l'utilizzo di tecniche non invasive come la tomografia elettrica resistiva. Permette di sondare il terreno a una grossa profondità mandando degli impulsi elettrici. A bassa frequenza ovviamente. Di ritorno praticamente si riesce a capire esattamente che tipi di materiali ci sono. Tra i progetti portati avanti la ricerca della terza colonna del Molo di San Marco, affondata durante lo sbarco dall'Oriente in epoca medievale, ma anche lo scavo dell'antico porto romano di Venezia del 400 a.C., che le cronache collocano dove si trovava l'antica foce del Brenta, ai tempi detto Medoaco. Il litorale della laguna era molto più arretrato rispetto all'attuale Lido e dove c'è l'attuale Lido, l'attuale Malamocco, probabilmente era la foce del Medoauco. Una ricerca che va di pari passo con la tutela del delicato ecosistema lagunare. Per farlo conoscere, l'associazione ha anche brevettato un sistema di filtri che permette di fare riprese subacquee con estrema nitidezza, eliminando i sedimenti, e sogna un futuro in cui le acque della laguna vengano tutelate come meritano. Bisogna ripristinare le vecchie barene e non saccheggiare, diciamo, il patrimonio sia archeologico che ecologico, altrimenti alla fine avremo poco da salvare di Venezia.